Oggi parliamo di sanità digitale, parliamo di dematerializzazione, parliamo di temi importanti che sono legati innanzitutto alla sicurezza del paziente, del cittadino e secondo poi a quella che è una gestione corretta e trasparente del fondo sanitario regionale, di conseguenza anche nazionale. La dematerializzazione è partita circa 6 mesi fa, sia per quanto riguarda la farmaceutica, sia per quanto riguarda quelle che sono le visite specialistiche, prescrizioni dematerializzate che vanno direttamente online al CUP. Lo stesso CUP di conseguenza può verificare che non ci siano doppioni in giro e il paziente non può usare evidentemente la stessa prescrizione per ottenere due appuntamenti, quindi efficientamento del sistema, accorciamento di quelle che sono le liste d'attesa e realizzazione di un programma che viene da lontano. Circa 5 anni che con Arsenal, 6 anni si lavorano su queste questioni, si lavora su questioni di dematerializzazione e di informatizzazione del sistema che sino ad oggi ha dato grandi risultati. I temi trattati sono molteplici, i risultati sono altrettanto importanti, quest'ultimo legato alla dematerializzazione e quindi anche a quella che è la costruzione vera e propria del fascicolo sanitario in funzione appunto della sicurezza e delle situazioni legate anche all'emergenza urgenza che possono essere, come dire, immediatamente sbrigate fra virgolette con interventi assolutamente immediati sui pazienti, stanno dando grossi risultati. I risultati sono assolutamente apprezzabili, lo dico con orgoglio. Il Veneto è riuscito a coinvolgere tutti quelli che sono gli attori all'interno della sanità, quindi ad ottenere un risultato importante in quando si è partiti con la dematerializzazione si è arrivati subito al superare l'80%. Ora siamo oltre il 90%, quindi un risultato direi acquisito, ma lo stiamo migliorando a beneficio dei pazienti ma anche degli operatori.